Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Stagione numero 14 di Penalty 24-25. Vi aspetto anche ai Penalty Awards 2025. Sarà la 12ª edizione. Appuntamento con il meglio del calcio dilettantistico siciliano. Da non perdere. Bentrovati sportivi del canale 19 di TVM Palermo. Siamo quelli di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Nella puntata del giovedì sera, appuntamento dedicato interamente ai 4 gironi del campionato di promozione, ma parleremo anche di prima categoria. Pertanto partiamo subito e lo facciamo con il girone A del campionato di promozione. Domenica si è giocata la quarta giornata, eccola qua la schermata dei risultati. Cus Palermo Fulgatore 0-0, 90-011 Bagheria Sport Palermo 4-1, Alcom 1928 Borgetto Giardinello 1-1, pareggio tra Margheritese 2018 e Renzolo Piccolo, vittoria del Montelepre 6-1 contro il Mazzara, Regina Mundi batte Aspra 3-2 ed infine Bagheria Calcio batte Valderice Calcio 6-0. Continua il testa a testa tra Montelepre e Bagheria Calcio. Sono entrambe chiaramente le due squadre che puntano decisamente alla vittoria in questo girone A del campionato di promozione. Guardiamo la classifica. Il Montelepre è in testa con 43 punti, a 40 punti il Bagheria Calcio, con 36 Regina Mundi, con 29 Cus Palermo, 28 punti Aspra, con 25 Borgetto Giardinello e Fulgatore. 20 punti Alcamo 1928 e Margheritese 2018, 16 punti per Sport Palermo con 15 90-011 Bagheria, 13 punti per il Mazzara con 12 Valderice Calcio, chiude la classifica all'ultimo posto con 10 punti Renzolo Piccolo. Non mi posso permettere di sbagliare nulla, abbiamo il Bagheria sempre attaccato che corre quanto e più di noi,
oggi era troppo importante vincere la partita. Avevo visto i due ragazzi che ho sostituito un po' in difficoltà, ma non era neanche colpa loro, ma era un problema di atteggiamento di squadra. La squadra non lavorava bene sulle catene, ci prendevamo di infilata e purtroppo ho dovuto mettere dentro due ragazzi che mi hanno dato sicuramente una nuova linfa, mi hanno dato ragione nei cambi, però ripeto, sono quei cambi che non mi rendono felice e spero di non farlo mai più, perché non sono le cose graziose da fare. Però ripeto, in questo momento devo guardare al bene della squadra e chiedo ai ragazzi scusa anche in diretta, perché non mi piace fare certe sostituzioni nel primo tempo. Loro sanno quanto gli voglio bene, però ripeto, prima viene il bene della squadra e poi dei singoli. Un grande Montelepre, perché comunque dovevamo chiudere questa pratica, perché per noi questa non era una partita normale, perché dovevamo chiudere una ferita aperta della partita del girone di andata, e quindi aveva un doppio significato. Però ovviamente in primis quello che contavano erano i 3 punti che ci sono serviti per andare allo scontro finale con questo vantaggio, e poi dovevamo levarci questo sassolino che avevamo nella scarpa, perché a noi quella partita del girone andata ci brucia ancora, quindi dovevamo fare questa partita e così è andata, anche se non era poi iniziata benissimo, però eravamo sicuri che avremmo portato in porto i risultati. Se il Bagheria sarà più bravo di noi nel batterci, accetteremo il risultato del campo che abbiamo sempre fatto. Sicuramente andremo a Bagheria per andare a vincere la partita, ma non è una mancanza di rispetto nei confronti del Bagheria, anzi significa rispettarli, perché andremo lì per vincere, non andremo lì a fare barricate, a mettere pugno davanti alla difesa. Siamo una squadra che gioca sull'inconscio, gioca a calcio, si diverte, e non cambierò mai una virgola dei miei ragazzi, perché la nostra forza è stata quella di difenderci attaccando e continueremo a farlo. Può valere una stagione relativamente, certo, se dipende poi il risultato che viene fuori, perché comunque per noi non è una partita di vita o di morte. Magari fosse per loro sì, però per noi non è una partita di vita o di morte, quindi andiamo a giocare tranquilla come abbiamo giocato tutte le altre, e comunque è bello andare a giocare queste partite proprio contro una delle favorite a vincerlo questo campionato, quindi ci aspettiamo un grande Montelepre, ci siamo allenati per questo tutto il campionato, quindi ora sabato finalmente c'è questa tanto attesa partita e andiamo con 3 punti di vantaggio, e quindi diciamo che è un buon parapioggia. In attesa dello scontro diretto, le 2 squadre palermitane continuano a dettare legge in questo girone A del campionato di promozione. Adesso è la volta del girone B. Anche qui 2 squadre che si battagliano per la vittoria finale. Parliamo del Messana 1966 e il San Fratello Acquedolcese. Guardiamo subito la schermata con i risultati di domenica. Messana 1966 batte Valdinisi Calcio 2-0. San Fratello Acquedolcese batte Monforte San Giorgio 2-1. Pareggio tra Città di Galati ed Atletico Messina. Città di Mistrette e Sant'Angiolese 1-1. Orlandina Calcio batte Aluntina 3-2, Promende Calcio batte Nuova Rinascita 2-1 ed infine Città di Villafranca batte Sant'Alessio 2-1. E come ho detto poc'anzi, Messana 1966 ancora in testa ma distanziata di solo una lunghezza dal San Fratello Acquedolcese. Messana 66 con 45 e San Fratello Acquedolcese con 44. 32 punti per il Promende Calcio con 31 Orlandina Calcio. 29 punti Città di Mistretta con 27 Monforte San Giorgio e Città di Villafranca. 24 punti Sant'Angiolese e Valdinisi Calcio. 14 punti Città di Galati, con 13 Atletico Messina, 10 punti Nuova Rinascita, 9 punti per l'Aluntina, chiude il Sant'Alessio con 6 punti.
I padroni di casa partono bene, sciupando subito il vantaggio con Gambino che perfettamente servito in aria da Salerno calcia incredibilmente sul portiere. I locali insistono e dopo un possibile rigore invocato su Ferrando, sul quale il signor Asero dice di no, gli amastratini la potrebbero sbloccare con Salerno, ma il bomber di casa viene fermato dalla decisiva parata di Caserta. La Sant'Angiolese non sta comunque a guardare, provandoci prima con l'ex Tranchita che da fuori spara di poco sul fondo e subito dopo con D'Amico che servito da Tranchita non trova l'impatto con la palla, ma al 36esimo l'episodio che cambia la partita quando il fischietto di Marsala mostra il rosso diretto al difensore del Mistretta Belbruno, giudicando il suo intervento su Cangemi da ultimo uomo e concedendo calcio piazzato agli ospiti. Dalla punizione seguente di Tranchita il colpo di testa dei biancoazzurri non sortisce l'effetto sperato, effetto quello del vantaggio che 2 minuti dopo trova invece il Mistretta grazie al penalty conquistato da Gambino e trasformato in maniera impeccabile dal bomber Salerno che firma così l'1-0 per i suoi e il suo 15° sigillo in campionato. Nella ripresa dopo 2 tentativi da parte del Mistretta con Salerno e Gagliano che non centrano il bersaglio grosso, la Sant'Angiolese si riporta in avanti andando al tiro prima con Cangemi il cui destro si perde alla sinistra di D'Amico, poi ancora Cangemi ci prova da fuori con palla che si spegne alta non di molto, quindi D'Amico ben servito in aria da Tranchita sfiora di un soffio la traversa, subito dopo il colpo di testa di Segreto e disinnescato dal portiere Amastratino e infine D'Amico col destro non trova lo specchio della porta. Bersaglio che i biancoazzurri centrano però al minuto 83 quando D'Amico innesca Cangemi che di sinistro mette alle spalle del portiere facendo così Mistretta 1 Sant'Angiolese 1. Nonostante il gol subito gli amastratini tentano il tutto per tutto, ci prova il solito Salerno ma il suo diagonale mancino si perde fuori non di molto, stessa sorte anche per il tentativo di pallonetto operato da Rinaldi subito dopo e ancora Salerno da pochi passi viene fermato da un attento Caserta. Nei minuti di recupero però la Sant'Angiolese cerca il gol vittoria con i tentativi del neoentrato Lopressi che prima viene chiuso in angolo da Ducure e dal successivo corner il suo colpo di testa non produce il vantaggio sperato. Il Mistretta sale in classifica a quota 29 punti e si conferma in quinta posizione mentre la Sant'Angiolese si porta a 24 e aggancia all'8° posto la Valdinisi. Un solo punto di vantaggio sul San Fratello Acquedolcese, la Messana torna in campo per la 4ª giornata del girone di ritorno di promozione. Nel girone B la squadra di mister Cosimini ospita la Valdinisi sul sintetico del Sorbello Stadium. Padroni di casa reduci dalla bella vittoria esterna contro la Sant'Angiolese, sconfitta invece per la compagine ospite che nello scorso turno ha perso 1-2 contro la Promende. Fischierà il signor Salvatore Musumeci, sezione di Acireale coadiuvato da Lassan, Pirrone, Barri e Santi Emanuel Ranno, sezione di Catania per entrambi. La formazione della Messana: Ferrara, Tricamo, Misidi, Ardiri, Bonasera, Giosuè, Ferraù, Rizzo, Fragapane, Barbera, Sonco e Ventra. Partiamo allora col film del primo tempo, passano 2 minuti, angolo di Ferraù, colpo di destra di Fragapane che finisce al lato al 18°, alza la testa Rizzo, un tracciante meraviglioso il suo da destra verso sinistra a trovare l'inserimento di Barbera che scappa al difensore, poi viene chiuso sul più bello da Gadino Riposo. Minuto 22, lo stesso Riposo in proiezione offensiva si ritrova lì il pallone e decide di scagliare questo destro al lato almeno di 2 metri rispetto alla porta di Ferrara. Nuovamente la Messana in zona offensiva grazie al calcio di punizione di Ferraù che al 26° mette all'indietro per Rizzo, destro di prima intenzione tra le braccia di Trawalli. Minuto 27, attacca la Valdinisi da Riposo per Tomasello, per vie centrali il numero 10 riesce a trovare in verticale la palla giusta per Gartei, fermato da Ardiri, arriva la conclusione da parte del numero 4 Facundo Aranda, deviata in calcio d'angolo da un provvidenziale tocco giallo-rosso. Minuto 28, da Ardiri verso Barbera, cross di prima intenzione sul secondo palo, Ventra non arriva per centimetri, Messana però molto pericolosa. Minuto 41, c'è un tentativo da parte dei giallorossi che chiudono in zona offensiva grazie al pallone di Giosuè Bonasera per Rizzo, scucchiaiato in aria, Ventra si gira, calcia male col destro, finisce così il primo tempo al Sorbello Stadium di Bisconte. Tanto possesso e tante occasioni per la Messana che ancora non sfonda contro ora più che ordinata Valdinisi, risultato di 0-0. Partiamo allora con il film
film della ripresa tra primo e secondo tempo. Mister Cosimini decide per due gambi, dentro Cannavò e Gargiulo, fuori Ardiri e Sonco. Partiamo allora col film della ripresa. 49esimo, Fragapane combina con Barbera e cerca il traversone sul primo palo, aggredisce Cannavò che viene però anticipato all'uscita di Trawalli. Minuto 56, cross di Barbera dalla sinistra, Ventra tutto solo a centro area, viene pescato, va a colpire il numero 7 che però la mette fuori, spreca questa chance Ventra. Minuto 56, ancora pericolosa la Messana, calcio di punizione di Rizzo sventato da Trawalli in calcio d'angolo. Minuto 66, alza i giri del motore la compagine locale con Fragapane, cross dalla sinistra, il pallone arriva sul secondo palo, Rizzo stop, conclusione deviata e vale l'1-0. La Messana è avanti, segna Peppe Rizzo al 66esimo, però è il momento sul terreno di gioco di Giuseppe Bonasera al posto di Barbera. Minuto 76, ancora un episodio perché Nocito, già ammonito, interviene così su Ventra, evidente il fallo, evidente il secondo cartellino giallo ed è dunque conseguente il cartellino rosso. Valdinisi che rimane in 10 uomini per l'ultimo terzo di partita. Al 78esimo ne approfitta subito la Messana, Cannavò in verticale per il compagno Bonasera che mette dentro da Ventra, deve solo spingerla in porta per fare 2-0 e permettere una seria ipoteca sulla partita. 79esimo tocca ad Antonio Rene e Gazzè per Ferrao e per Ventra. Al minuto 83 l'ultima chance con Tomasello che sferza e trova all'esterno della rete. Finisce così allora al Sorbello Stadium di Visconti. La Messana vince ancora, lo fa per 2-0 contro una più che ostica Valdinisi, respingendo così gli attacchi dalle retrovie del San Fratello Acquedolcese che batte per 2-1 il Monforte. È tutto, allora un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Guardiamo i risultati di domenica. Belpasso 2014 Santa Venerina 1-1, Casteltermini Santa Domenica Vittoria 1-1, Gemini Calcio batte Serra di Falco 1-0, Giare Calcio batte RSC Riposto 4-0, Nicosia batte Aragona Calcio 2-1, Camarat 1972 batte San Pietro Calcio 7-0, ha riposato il Villarosa San Sebastiano. 3 punti di distacco per il Camarat 1972 nei confronti del Giare Calcio. Questa è la classifica. Camarat 1972 39 punti con 36 Giare Calcio. Distanziate il Nicosia con 28 punti, Aragona 26, 25 per il Belpasso 2014. Con 23 il Gemini Calcio, 20 punti Villarosa San Sebastiano e Santa Domenica Vittoria. Con 18 Santa Venerina e Casteltermini. 16 punti Serra di Falco, con 11 RSC Riposto, ultimo in classifica il San Pietro Calcio con 1 punto. Rialzarsi dopo la sconfitta col Camarat e il pareggio contro il Santa Venerina, il Giarre per ritrovare la vittoria e rimanere nella scia della capolista deve fronteggiare il derby contro la RSC Riposto. Avvia i ritmi bassi, poi il Giarre a provare la prima avanzata, Bozzanga sventaglia sulla sinistra per Sinatra che mette giù bene la sfera. Sinatra va all'1 contro 1, la sterzata, entra in aria, ancora Sinatra, prova a crossare, guadagna calcio d'angolo. Dalla bandierina va lo stesso Sinatra. In mezzo per la testa di Mongelli che al 12esimo sblocca il punteggio portando il Giarre in vantaggio. Il 9° gol in campionato di Fabio Mongelli, il 4° negli ultimi 3 confronti contro i ripostesi, una vera e propria bestia nera per la squadra biancazzurra. Gialloblu che insistono e minacciosi ancora sul calcio piazzato, punizione di Sinatra che va direttamente in porta, pizzica la traversa, il pallone finisce fuori. Giuffrida va in profondità a cercare Tornitore, tocca la palla di testa Orofino, favorisce Mongelli, poi Lopez, mischia in aria, interviene Tomarchi, ancora Mongelli, tocco di Orofino, protesta in Casaggiare per un tocco di mano, poi Lopez a terra, anche qui l'arbitro lascia proseguire. Finale del primo tempo, un corner di Sinatra, libera di testa Marraffino, nella zona di Musarra che può far ripartire il contropiede della Russo. Musarra a testa alta, supera il centrocampo, scarico sulla destra per Castorina. Castorina va all'1 contro 1 con Puglisi, atterrato, si prosegue per il vantaggio, ancora Musarra, l'assist all'interno dell'area per Marraffino, la conclusione, sopra la traversa. Animi che si scaldano proprio prima di andare a riposo, ne fanno le spese Strano e Marino che vengono entrambi ammoniti come potete vedere. Marino sarebbe anche già ammonito. In realtà il direttore di gara poi comunica ai giocatori della Russo che il provvedimento è solo per Strano.
Ripresa che si apre con un infortunio in casa Giarre, si ferma Fabio Mongelli. Al suo posto entra Mattia Leotta. Terrafino va al rinvio lungo in profondità. A cercare Fisichella, testa di Ciama che lo anticipa, poi Leotta di prima verso Sinatra. Sinatra, il tocco morbido in profondità per Tornitore. Tornitore anticipa Serafino, la porta è vuota, salva tutto Marino che mette in corner. È un Giarre che ha alzato l'intensità in questo secondo tempo, strana all'indietro da Bozzanga, gran lungolinea per Leotta. Leotta resiste al fallo di Marino, si prosegue per il vantaggio, Leotta, cross per Tornitore che non ci arriva di un soffio. Minuto 66, Orofino per Ciaccio. Il rinvio corto, lo intercetta Leotta che verticalizza subito per Tornitore. Tornitore contrasto con Ciaccio, calcio di rigore per il Giarre, le mani di Ciaccio addosso a Tornitore. Dal dischetto va Leotta che con una botta centrale firma il 2-0 e il suo terzo gol in campionato, allunga nel punteggio il Giarre. Forze fresche e mediana per mister Catania, fuori Gaiardo, dentro Barbagallo. I giarresi continuano a premere sull'acceleratore, Lopez isolato sulla destra, poi serve Strano. Strano, morbido per l'inserimento nuovamente di Lopez all'interno dell'area, all'indietro per Sinatra di prima intenzione, che toglie la ragnatela da sotto l'incrocio dei pali, salvo Sinatra, quinto gol in campionato per lui, 3-0 per il Giarre. Altre sostituzioni per i padroni di casa, si cambia prima in mediana, fuori Bozzanga, dentro Cristaldi. E poi in attacco esce Tornitore tra gli applausi, dentro Patanè. Gli ospiti provano a scuotersi, Pennisi sbaglia il suggerimento per Guerra, riparte il contropiede del Giarre con Barbagallo, poi Sinatra, c'è solo Patanè, lo vede Sinatra, posizione regolare, Patanè, il controllo, davanti a Serafino, non gli lascia scampo, il classe 2004 Damiano Patanè firma la sua prima rete stagionale, il 4-0. Nel finale c'è spazio per un altro cambio, fuori Dario Puglisi, dentro Angelo Trovato. I gialloblu chiudono in attacco, Patanè, braccato da un avversario, riesce col tacco a far passare il pallone per Leotta, gran cross, Giuffrida di testa, non trova il bersaglio. Una vittoria rotonda per 4-0 che è un toccasana per il Giarre, che comincia così il suo inseguimento alla vetta occupata dal Camarat, distante 3 punti. La prestazione odierna ha fatto intravedere quali siano i margini di miglioramento di questa squadra. Un primo tempo a basso ritmo a cui ha fatto da contraltare una ripresa convincente e autoritaria. Bisogna ripartire proprio dai secondi 45 minuti, già da domenica prossima, quando la squadra di Sebi Catania farà visita al Serra di Falco, avversario a caccia di punti salvezza. Siamo stati molto bravi, soprattutto nell'approccio alla partita, sapevamo che era una partita difficile e siamo stati bravi a non sottovalutarla. Purtroppo lo sappiamo che i momenti negativi durante una stagione possono accadere, possono succedere, noi dobbiamo essere bravi, anzi siamo stati bravi a reagire e adesso dobbiamo continuare su questa strada. Sono molto contento della mia stagione finora, ma anche dei miei compagni, anzi devo ringraziare loro, devo ringraziare il mister per la fiducia, la società e speriamo di continuare così. Sì, diciamo che il primo tempo eravamo un po' contratti, ma questo può essere anche una questione mentale dei ragazzi, ma appena abbiamo fatto il primo gol diciamo che si sono sbloccati sia a livello mentale e siamo andati bene. E il secondo tempo forse abbiamo alzato di più l'asticella e abbiamo fatto ancora meglio del primo. L'importante erano in 3 punti e l'abbiamo ottenuti. Tutte le settimane i ragazzi li vedo bene perché insieme allo staff, grazie al mister Sebbi, lavoriamo in maniera eccezionale. E poi purtroppo nel calcio succede che a volte non arrivano i risultati, no? Perché tutti vogliamo vincere, però a volte può capitare un pareggio o una sconfitta. È importante rialzarsi. Noi l'abbiamo fatto oggi con grande stile e comunque la settimana noi ogni settimana la prepariamo benissimo. I ragazzi lavorano a 1000, ci danno veramente tante possibilità durante la settimana di poter valutare il lavoro che fanno e poi fare delle scelte finali. Non è stata una bella gara, molto probabilmente il peso delle 3 vittorie che abbiamo fatto nel girone di ritorno oggi un po' ha pesato questo, la concentrazione dei ragazzi c'è stata. È stata una brutta partita, non è stata una bella partita secondo il mio punto di vista, però alla fine eravamo riusciti a fare il gol su calcio di rigore che c'era, inutile che parliamo, non siamo stati bravi a rimanere in gara e a chiudere la gara
e poi nel secondo tempo, secondo il mio punto di vista, non è stato il bel passo che c'è stato altre partite. Siamo rimasti, secondo il mio punto di vista, negli spogliatoi. Non siamo stati bravi a cercare di stare in partita fino alla fine. Poi abbiamo preso quel gol, una beffa, io non so se era fuori gioco, come mi dicono qualcuno che era là dall'altro lato, non lo so, ma non è una scusante. Abbiamo preso quel gol su una palla spigolata, non presa bene, e abbiamo subito gol. Poi abbiamo avuto la reazione, e dopo la reazione, negli ultimi 5-6 minuti, abbiamo avuto la palla a gol e tu col portiere. Purtroppo il calcio è questo, dobbiamo accettare questo pareggio e dobbiamo cominciare a caricare le batterie per la prossima partita, perché nel calcio ci sta anche queste gare. Sicuramente rispetto ad altre partite abbiamo fatto qualche azione gol in meno, ma abbiamo avuto diverse azioni per chiudere la partita. Purtroppo in queste categorie poi magari una mezza sbandata, un mezzo sbaglio e poi ti puniscono. Succede e questo è il calcio, la potevamo chiudere, la potevamo vincere anche dopo. Purtroppo è andata così. C'è rammarico perché queste partite vanno vinte per quello che si è espresso, per quello che abbiamo dato. Sicuramente la caciara che hanno fatto la squadra avversaria lascia il tempo che trova, perché non è calcio e sinceramente senza alcun motivo, perché abbiamo dominato, quindi vabbè, ormai è andata, ripeto, lascia un po' di rammarico. Gentili sportivi, all'ascolto è il più classico dei testacoda, quello che va in scena al comunale Paolo Licandro di San Pietro Clarenza, alle pendici dell'Etna, tra San Pietro Calcio e Camerat. In vetta alla classifica l'11 biancazzurro, che vanta 3 punti di vantaggio sul Giarre, di fatto unica antagonista, e una miniserie di 4 vittorie consecutive. Scorgiamo l'11 scelto dal primo minuto dal tecnico Accursio Sclafani, che schiera in porta Tarantino, difesa 3 con Mustafa Sané, Davide Pettinato e Alexandro Noto. Con i quinti: a destra giocherà Bernardo Baio, a sinistra invece Lorenzo Di Marco, interni di centrocampo Michele Sclafani, il playmaker Charles King e Mario Vizzini, con il tandem d'attacco che sarà composto dal 10 Claudio Velardi e dal numero 27 Gioacchino Serio. C'è un buco e allora Serio si invola davanti al portiere. Serio con il destro, e fallita l'opportunità praticamente dopo appena 41 secondi. Il Camerat attualmente sta comandando grazie anche a un filotto positivo. Attenzione qui però, e ci sono credo tutti gli estremi per il calcio di rigore, per una dormita, una topica colossale da parte del portiere. Va Velardi con il destro, conclusione, e va in rete, si sblocca la partita. San Pietro Calcio Camerat dopo 7 minuti, ospiti in vantaggio con la rete di Claudio Velardi. Poi questo tentativo subito di lancio, attenzione perché il filtrante è davvero bello, il pallonetto del 25 Mario Vizzini, verticale sulla tre quarti, c'è Serio, la conclusione, la parata di Agosta. Va alla battuta, poi il tiro col destro, ed è la grande marcatura, raddoppia il Camerat. Gesto chiaro da parte di Jack Serio, che sigla di fatti lo 0-2. Camerat che recupera famelicamente questo pallone, attenzione a King per la conclusione, la parata comunque del portiere. Poi King ha avuto la palla dello 0-3, la profondità per Serio ingaggia l'1 contro 1, Serio attiva col destro e c'è lo 0-3, doppietta personale, pezzo di bravura anche in questo caso di Jack Serio, che ha fulminato Agosta con questa conclusione di destro. 33 sul cronometro, Camerat sul velluto, attenzione alla conclusione e va all'angolino, complice anche una deviazione. Pokerissimo Camerat nel secondo tempo, in questa ripresa che inizia in questo istante. Angolo battuto, Pettinato non arriva e vi è arrivato con un colpo di testa proprio il 22. Serio entra nel rigore il numero 27, attenzione Serio, l'assist era un gentile omaggio, ora viene raccolto comunque poi dal 24 e ancora traversa, e poi la conclusione
di Michele Sclafani. Ecco Serio, il tiro e il gol, la tripletta di Jack Serio che non ci ha pensato su 2 istanti. Il pallone è Marrone che ha calciato e ha trovato la rete. Verticale subito per Serio, a spazio il 27, ancora Serio. Mette questo pallone, ottimo per il colpo di testa, più una sponda, poi con la conclusione ed è il gol, il 6º gol del Camarat, Lorenzo Di Marco. Marrone ha il problema di girarsi e poi col destro calcia e arriva la rete che viene depositata proprio dal Baio, ha segnato Baio. Poi iniziativa individuale da parte di Michele Sclafani. Ecco Viola. Col sinistro, attenzione, interessante la conclusione del 10 che non inquadra però la porta, ma attacca il Camarat. Serio, ha avuto l'opportunità, poi ancora Fraseggio, il tiro! Tanto viene espulso, allontanato l'allenatore del Camarat, Curzio Sclafani. Camarat che ha massimizzato da questa trasferta etnea, portando 7 reti, le reti appunto le ricordiamo, di Velardi, di Serio, doppietta e di Noto nel primo tempo, nel secondo tempo Marrone, Di Marco e Baio, un 7 bello quello del Camarat che sale in classifica a quota 39 punti, rafforza la propria leadership, mantenendo però ancora 3 punti sul Giarre che ha fatto il suo in casa contro l'RSC Riposto. Alla prossima! Sembrano già fatti i giochi nel girone C del campionato di promozione, anche se ancora mancano parecchie domeniche. Vedremo quello che succederà. Voltiamo pagina e parliamo del girone D. Inaspettata sconfitta del Niscemi FC in casa del Megara. Sembra tutto riaperto? Beh, su questo dobbiamo certamente attendere ancora qualche domenica, perché comunque il distacco è sempre considerevole da parte della squadra del Niscemi. Subito la schermata dei risultati delle partite che si sono disputate domenica. Pro Ragusa batte Aci Catena Calcio 5-3, Santa Croce batte Ace Galatea 2-0, Atletico Messina batte Niscemi FC 3-1, Aci Bonaccorsi batte Frigentini 2-0, Gela batte Città di Canicattini 3-0, Gimini Cascordia batte Priolo 2-1 ed infine Noto Calcio che vince in casa dello Scicli 4-1. Sono 7 i punti di distacco tra Atletico Megara e Niscemi FC. Sono certamente tanti, vedremo quello che succederà nelle prossime domeniche. Guardiamo la classifica dove comunque la squadra di Comandatore è sempre leader con 45 punti. Con 38 Atletico Megara, 31 Priolo FC, con 30 Pro Ragusa, con 28 Gela, 25 punti Noto Calcio, con 24 Aci Catena Calcio, 21 punti per la Gimini Cascordia, con 19 il Santa Croce, con 18 lo Scicli, con 17 Aci Bonaccorsi Calcio. 15 punti per Ace e Galatea, chiudono Città di Canicattini e Frigentini all'ultimo posto con 14 punti. Missione compiuta, e aspettavamo questa gara insomma dall'inizio campionato, il big match tanto aspettato da tutti, e siamo stati bravi a portarlo dalla nostra parte. Ovviamente non c'era nulla di scontato perché arrivava in Niscemi la capolista, squadra forte, fortissima come ha dimostrato in campo. E l'aspetto che mi è piaciuto è stato la consapevolezza della nostra forza, specialmente siamo andati subito sotto per un rigore al secondo minuto, quindi capisci bene che andare sotto in casa con la capolista viene tutto in salita. La squadra ha dato una dimostrazione di forza, una reazione sul campo, siamo stati bravi e siamo stati bravi a riportare il risultato nel pareggio inizialmente e poi insomma a fare il secondo e il terzo gol. Abbiamo preso il gol al secondo minuto, fino al 10-12 del primo tempo la squadra ha subito veramente il contraccolpo, perché sai, ci siamo stati un po' per riorganizzarci, però si vedeva che eravamo in partita, abbiamo anche cambiato qualcosina, soffriamo un po' in mezzo al campo, quindi ci siamo un attimo cambiati nel nostro assetto, abbiamo messo un centrocampista in più e da lì abbiamo trovato la quadra
e da lì la squadra ha cominciato a giocare, a prendere fiducia, come dicevo, consapevolezza dei nostri mezzi e abbiamo fatto la partita, abbiamo meritato ampiamente il risultato, questo 3-1 che ci rende raggianti, felici, ma siamo felici per tutti, per la società, per noi, per i tifosi che erano numerosissimi al campo. Aver vinto comunque rimane il fatto che al massimo se le squadre che inseguono hanno vinto rimaniamo con la stessa distanza. Poi più tardino vedremo i risultati, speriamo anche di poter recuperare qualche punto sulle inseguitrici, ma quello che ci fa felicissimi è quello di aver battuto la capolista, vuol dire che dall'andata al ritorno la nostra squadra è cresciuta, è più consapevole dei propri mezzi, è più forte, è più matura e questo ci fa ben sperare magari per le prossime partite. Si torna a casa con una vittoria pesantissima contro il Frigentini, una squadra che non ha mollato un centesimo a nessuno oggi. Diciamo che ci siamo ricombattati dopo una settimana difficile e sapevo che potevamo anche ottenere un risultato del genere, però ci eravamo smarriti la settimana scorsa in casa con la CIG Galatea e perciò c'è stata una settimana travagliata, dal punto di vista siamo stati anche un po' nervosi a tratti, però alla fine penso che ce ne siamo usciti bene, abbiamo strameritato oggi di vincere, ci servivano questi punti e abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Cosa ti è piaciuto di questa squadra oggi? Mi è piaciuto che abbiamo impostato il nostro gioco, tante volte ci accodiamo alle squadre più forti di noi e andiamo al loro livello, o se no ci abbassiamo come è successo sabato scorso. Oggi abbiamo dettato il nostro ritmo, abbiamo imposto il nostro gioco, abbiamo creato diverse palle gol nel primo tempo, 2-3 già potevamo stare avanti. Abbiamo avuto qualche difficoltà nel fare gol e per questo motivo il primo tempo è finito 0-0, poi nel secondo tempo abbiamo trovato 2 gol e noi potevamo fare altri, però alla fine a noi ci interessavano i 3 punti anche vincendo con un gol di scarto. Gli ultimi 20 minuti però sono stati un po' in sofferenza, forse un po' di nervosismo, ha alimentato un po' di paura, però poi alla fine i 3 punti, come hai detto bene tu, sono stati super meritati. Sì, ci può stare, gli ultimi minuti un pochettino eravamo in vantaggio col doppio di 2 gol, perciò magari i ragazzi un pochettino erano stanchi, hanno dato tanto e poi c'è stata un'espulsione per simulazione su un calcio di rigore che ci poteva stare per noi, che avrebbe definitivamente chiuso col 3-0 la partita. L'arbitro ha deciso di dare simulazione a Costantino che era ammonito, siamo rimasti in 10, perciò negli ultimi minuti ci può stare di aver fatto un po' sfogare il Frigentini, però alla fine abbiamo tenuto bene e ci portiamo a casa una grande vittoria. 7 giorni adesso per preparare un'altra partita importantissima anche per la classifica, la partita contro la Vigor Gela. Sì, da martedì pensiamo a questo avversario difficile dove comunque all'andata loro hanno avuto stravolgimenti sicuramente di qualche fatto mercato, però dico all'andata ce la siamo giocati, forse meritavamo, no forse, tolgo il forse sicuramente di fare più di una sconfitta 2-1 al 98esimo, però dico abbiamo fra virgolette un po' non il dente avvelenato contro loro, però chiaramente a livello sportivo ci siamo rimasti male e sicuramente cercheremo in casa di trarre il massimo, di andare con la mentalità che abbiamo avuto oggi e di sfruttare il fattore campo. I 3 punti di oggi tra l'altro hanno permesso un grande balzo in avanti in classifica, certamente siete ancora a metà dell'opera. E non dobbiamo passare la guardia, venivamo prima della sconfitta inaspettata anche per noi con la CIG Galatea, avevamo vinto con lo Scordia, avevamo pareggiato a Ragusa dove ieri la Cicatena, una squadra sicuramente un organico importante, ha perso, venivamo da 2 risultati positivi. Oltretutto a Ragusa ci hanno negato 2 calci di rigore netti, dovevamo pure vincere alla fine, comunque poi ci siamo magari montati la testa e con la CIG Galatea il disastro. Oggi abbiamo ritrovato la nostra mentalità, il gruppo, la forza del gruppo si è vista e chiaramente sabato prossimo cercheremo di non perdere questa voglia e questa identità che ci siamo creati e sicuramente ce la giocheremo a viso aperto. Siamo felicissimi veramente, non era facile contro una grande squadra, 14 risultati utili consecutivi, l'unica squadra ad aver battuto il Niscemi, sapevamo di affrontare veramente una grande squadra, abbiamo avuto sicuramente 20 minuti di difficoltà, poi sul 2-0 abbiamo cambiato qualcosa e poi da lì
penso che è stato tutto meritato, i ragazzi veramente hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, veramente tutti, da chi ha giocato dall'inizio a chi è subentrato. Abbiamo avuto, ho detto, solo i primi 20 minuti non riuscivamo a prendere le distanze, dopo il 2-0 magari sembrava un po' tutto in salita, invece siamo stati bravi, abbiamo dimostrato di avere anche grande carattere, perché non era facile rimontare 2-0 contro una squadra che, ripeto, ha fatto 14 risultati consecutivi. E ci tenevo a dedicare questa vittoria a noi con tutta la squadra di Emanuele e di Stefano. Dopo le ultime 2 partite abbiamo perso punti un po' non stupidi, perché gli avversari erano buoni. Oggi è una partita da 8 gol, quando c'hai attaccanti davanti come quelli della Cicatena e ti fanno il 2-0 così, puoi solo battere le mani. Siamo stati bravi noi a non mollare, a crederci sempre. Questo è il frutto dei nostri lavori durante la settimana. Oggi non potevamo sbagliare l'atteggiamento, vedendo la classifica, vedendo le ultime settimane nostre. Era troppo importante vincere oggi, abbiamo mandato un bel messaggio che l'obiettivo lo vogliamo centrare. Da un possibile sconfitta 2-0 abbiamo uscito i denti e siamo riusciti a ottenere quello che ci aspettavamo durante tutta la settimana, anche perché abbiamo lavorato bene, quindi ci aspettavamo solamente un risultato ed era quello della vittoria. Quindi ci siamo guardati in faccia e se oggi perdavamo era l'ultima occasione per riuscire ad ottenere il nostro obiettivo, che è quello di fare i playoff. Sì, abbiamo avuto una grande reazione, dopo un 1-2 un po' si poteva anche piegare le gambe, però abbiamo avuto la bravura di accorciare subito le distanze e di riacciuffare la partita. Poi insomma anche nel secondo tempo abbiamo cercato di immaginare il gioco, tenendo conto che la Cicatena incontrata oggi è una gran bella squadra che sicuramente lotterà fino alla fine per agguantare i playoff, quindi complimenti anche a loro, al loro allenatore Marcello Manca. Quindi oggi comunque devo fare i complimenti ai ragazzi per la grande prova di carattere che hanno dimostrato dopo l'1-2, che come dicevo prima era stata una doccia fredda tremenda, diciamo. Abbiamo giocato da squadra, non abbiamo perso le distanze che insomma potevano mancare in quel particolare momento, e quindi la squadra dopo il primo quarto d'ora che le distanze non li trovavamo, il mister ha fatto qualche accorgimento tattico e abbiamo trovato insomma la giusta via per poter portare a casa questa importantissima vittoria. Una vittoria sofferta, ma 3 punti che dovevano arrivare qui in casa contro il Priolo FC, uno Scordia che comunque ribalta l'iniziale svantaggio e che poi nel finale può anche recriminare per qualche palla a gol. Sì, un'ottima partita, incontravamo una squadra importante che da parecchi anni sta costruendo un progetto importante con tanti giovani, quindi non era una partita facile. Però ero molto fiducioso perché in queste 3 settimane i ragazzi stanno lavorando davvero molto bene, l'atteggiamento sempre positivo, e il gruppo, ho trovato un gruppo fantastico ed è tutto merito loro. La partita sapevamo che non era facile, l'abbiamo gestita abbastanza bene, potevamo fare qualche gol in più, non lo nego, abbiamo sprecato qualcosina, dobbiamo essere più lucidi là, però sono molto contento e fiducioso perché questo gruppo merita davvero tanto e lo sta dimostrando. Nuova gestione tecnica, 3 risultati utili consecutivi, 2 vittorie su 2 in casa, un punto preziosissimo fuori casa domenica scorsa. Cosa è cambiato in concreto? Credo che i ragazzi, la squadra è una squadra importante. Mentalmente diciamo che erano un po' giù, ho cercato di tirarli su, ho cercato di fargli capire che sono un gruppo importante, hanno delle qualità tecniche importanti per la categoria e devono solo tirarli fuori con la tranquillità,
senza pensare al risultato, ma cercando di dare il massimo ogni allenamento e poi dare il massimo alla fine in partita, e sono sicuro che da qui alla fine loro si toglieranno grandissime soddisfazioni. Atletico Megara sotto di soli 7 punti nei confronti del Niscemi FC. Punti che comunque sono sempre tanti, tenendo presente che le partite sono sempre di meno. Abbiamo concluso lo spazio dedicato al campionato di promozione, adesso è la volta del campionato di prima categoria, pertanto diamo via al rullo con le immagini, i risultati e le classifiche. Con un Paolo Genovese in più nel motore, la capolista Pro Falcone si aggiudica anche la delicata sfida esterna contro il comprensorio del Tindari, terza forza del campionato, confermandosi in testa al girone C di prima categoria. I giallorossi la sbloccano al 24esimo quando proprio Genovese, con una fantastica conclusione dal limite, indirizza all'incrocio dei pali il pallone che spiana ai suoi la strada verso la vittoria. I falconesi chiudono i conti al minuto 40 quando Genovese serve in aria Sciliberto, che con grande altruismo apparecchia per Puleo, lesto a mettere rete il raddoppio per i suoi. Nella ripresa però i locali riaprono la sfida al minuto 72 grazie a Donzi che risolve in mischia battendo Accetta per il gol dell'1-2, ma è una gioia che dura poco per i padroni di casa. Infatti 2 minuti più tardi la squadra di Ciccio Corso rimette le cose a posto quando ancora Genovese deve solo spingere nel sacco l'ottimo servizio di Carini per il gol dell'1-3 della sua doppietta personale. I giallorossi si portano in classifica a quota 44 punti e consolidano il primato, mentre il comprensorio del Tindari rimane fermo a 25 e scivola in quarta posizione.
Noi ci fermiamo qui, ci rivedremo la prossima settimana, giovedì alle 20:30, sempre sul canale 19 di TVM Palermo. Anche per quella puntata parleremo di promozione e di prima categoria. Arrivederci a tutti. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Stagione numero 14 di Penalty 24-25. Vi aspetto anche ai Penalty Awards 2025. Sarà la 12ª edizione. Appuntamento con il meglio del calcio dilettantistico siciliano. Da non perdere.